sesta giornata della Serie A1 Tech Find. Si incontrano la fila San Martino di Lupari contro l'Umana Reyer Venezia. 7 giocatrici addirittura sopra i 20 minuti di media, quindi sicuramente un roster completo sotto tutti i punti di vista. Sì, è vero, tra l'altro ha tirato da 3, adesso proprio la miglior tiratrice da 3. Intanto la palla per Carangelo che fa girare un altro tiro da 3 punti e 2 su 2 da parte di Penna. Fieta col palleggio vivo, aspetta l'uscita di Ciavarella, cerca l'anticipo, Penna che sbaglia, allora Ciavarella la brucia. Sì, un inizio scoppiettante, d'altra parte ha segnato da 3 Penna, che appunto è la miglior tiratrice di tutte e due le squadre, tra l'altro, perché per adesso insomma le tiratrici di San Martino non arrivano al 50%, dall'altro mi risponde subito Ciavarella. Parte in palleggio, poi torna sui suoi passi, torna la palla in lunetta per Fagbenle che gioca l'1 contro 1 e allo scadere dei 24 segna, subisce il fallo. La palla è nelle mani di Penna che aspetta l'uscita di Henderson, l'1 contro 1, il palleggio, arresto e tiro di Henderson che realizza. Quindi stiamo parlando di giocatrici sicuramente molto talentuose. Intanto Carangelo con lo step back da 3 punti allo scadere dei 24, rimbalzo controllato da Venezia che corre già dall'altra parte, velocissima subito Venezia a prendere il tiro da 3 punti ancora con Carangelo. Entrano Pasa e Filippi per il San Martino di Lupari, con Pasa che subito spacca in due la difesa. Sicuramente avrà provate in allenamento questa settimana qua. Bellissima palla di Filippi per il backdoor di Henderson. Carangelo che gioca l'1 contro 1, la finta di tiro, torna dentro la palla, molto bene il passaggetto per Bestagno, le uscite dai blocchi appunto per Attura che non riceve, arriva Fagbenle che dà dentro la palla per il capitano Bestagno. Lo scarico per Bestagno, l'1 contro 1, Bestagno col floater da centro area. E tirare un po' più lentamente, Tanto la palla fuori per Filippi che prende e segna la tripla. Stessa Pasa aveva preso il rimbalzo e poi anche la tripla di Filippi che forse ha atteso troppo. Sicuramente non basa il suo gioco sul post basso. Qui bella palla schiacciata per Bestagno, ancora dentro, questa volta la palla appunto per Bestagno che scarica fuori per il tiro da 3 punti di Attura. Ancora Filippi che ribalta al lato per Toffolo che non ci pensa, prende il tiro da 2 punti, da 3 punti, sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo offensivo Fogg. Va bene, un fallo di intensità qua, bellissima palla di Henderson. Venezia nelle mani di Pan che gioca l'1 contro 1, il floater in corsa di Tabella. 5 minuti che restano nel cronometro. Palleggio vivo di Anderson che prende il tiro in corsa, rimbalzo controllato da Venezia con Carangelo a spingere sull'acceleratore per Henderson, liberissima, persa dalla difesa, subito guarda i compagni, poi prende l'1 contro 1, lo scarico ancora per Bestagno che realizza altri 2 punti, 2:37 da giocare, palla in lunetta per Petronite, altro recupero da parte di Venezia, subito dall'altra parte la palla dentro per Petronite, da a Ciavarella, arriva il blocco di Sulciute, Ciavarella però prima che arrivi prende il tiro a 3 punti, lo sbaglia, ma la più veloce di tutti a rimbalzo è Sulciute, torna sui suoi passi, torna un altro blocco di Fogg ancora per Sulciute, il taglio backdoor di Henderson, torna però nelle mani di Venezia, triplicata Petronite che torna fuori per il tiro da 3 punti allo scadere dei 24, nessuno taglia fuori Henderson, lunetta per Petronite, raddoppiata anche questa volta dalle difese di San Martino che riesce a recuperare palla con Fieta. Già dall'altra parte per Henderson che prende il catch and shoot in transizione, subito la palla per Pasa che penetra, torna sui suoi passi, la palla torna fuori per Sulciute che prende la tripla. Tirano anche nei primi 4-5 secondi di gioco, molto brave in questo caso, devono tenere questa intensità. Tanto la palla che si muove, arriva in ala per Henderson che gioca, l'altra Henderson, la palla ad Henderson, il blocco di Toffolo. Dentro la palla per Toffolo che riscarica fuori molto bene per Pasa che prende la tripla. Carangelo inzingarata in mezzo all'area, torna fuori la palla per il palleggio, arresto e tiro di Penna che realizza altri 2 punti. Palla nelle mani di Pasa, arriva il blocco altissimo di Sulciute, Pasa che va dentro fino in fondo ad appoggiare. Sicuramente la sua capacità di puntare l'1 contro 1, qui si perde però Pasa. Carangelo che non perdona Natali. La palla sotto per Venezia, subito al volo il passaggio. Reyer 5 secondi da giocare, palla nelle mani di Attura che forza allo scadere di 24, anzi no. Vedeva che avrebbe perso quel rimbalzo e quindi intanto fallo. Intanto il buon taglio in mezzo all'area di Sulciute. Costretto al fallo in attacco.
la palla in ala per Ciavarella che gioca l'1 contro 1, si appoggia bene con la mano destra che resta lì per il blocco. Ciavarella chiude il palleggio fuori per Filippi che prende un altro tiro da 3 punti e realizza la tripla. I consegnati nell'attacco di Venezia, quasi la palla recuperata per il San Martino, poi Ciavarella riesce a recuperarla completamente, si invola in contropiede, appoggiare di mano sinistra. Un altro corso finora. Intanto la palla in ala nel mezzo angolo, anzi per Pan che aiutata dal ferro realizza sul lato opposto per Penna l'anticipo di Fogg e poi il recupero da parte di Pasa che dà a Fogg in contropiede che appoggia il tabellone. Adesso è primo in classifica, sicuramente punta a obiettivi importanti. Intanto la palla per San Martino in angolo che gioca l'1 contro 1 contro Fogg, sbaglia il tiro Petronita ma ancora Henderson a rimbalzo a fare la voce grossa, pensa un attimo, chiude il palleggio, poi la palla a 6 secondi dalla fine nel mezzo angolo per Toffolo che prende il tiro, finisce così allora San Martino di Lupari 52-84.